Il direttore generale dell'ULSS 4 Mauro Filippi ha presentato la nuova direzione strategica, una squadra scelta per la competenza e le caratteristiche personali, ha detto. Persone con un'adeguata esperienza nell'area che dirigono e un'età non avanzata, che hanno la capacità di lavorare in squadra e che nella comunicazione e nel rapporto con gli altri il loro punto di forza, ha concluso Filippi. Francesca Ciraolo è il direttore sanitario, fiorentina, 54 anni, laureata in medicina e chirurgia e specializzata in igiene e medicina preventiva. Intenderò lavorare sulle relazioni organizzative fra strutture ospedaliere, fra l'ospedale e il territorio, fra tutti questi soggetti e tutti i portatori di interessi all'esterno, le istituzioni, le associazioni, il volontariato. Infine, diciamo, un ambito molto importante sul quale intendo impegnarmi è quello della innovazione organizzativa e tecnologica. Paola Paludetti, 59 anni, residente a Vittorio Veneto e direttore dei servizi sociosanitari. Quello che mi piacerebbe raggiungere come obiettivo è proprio la condivisione delle progettualità con l'ospedale, cioè proprio la condivisione tra ospedale e territorio della presa in carico dei nostri assistiti, siano essi minori, adulti, anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale, di dipendenze. La possibilità proprio che il percorso sia condiviso da tutti gli attori. Infine Massimo Visentin, direttore amministrativo 49enne, residente a Treviso, laureato in economia aziendale all'Università Ca' Foscari. Il nostro impegno sarà questo, sarà quello di rafforzarci. Veniamo da alcuni anni in cui il settore pubblico ha avuto una contrazione di investimenti. Ora si sta verificando una svolta in questo senso e noi vogliamo essere assolutamente protagonisti di questa nuova dimensione delle aziende sanitarie.